Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Con la chiave in tasca in poco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Eccoci qua, è venerdì 25 ottobre, sono esattamente le ore 10:31 e dovrebbe essere in collegamento con noi il professor Fabrizio Pezzani. Nuova collocazione, nuova rubrica da ora in avanti. Intanto buongiorno professore, grazie per essere con noi. Tutti, grazie. Allora, siamo dentro questa scatola di Auto da Fè che credo sia perfettamente in sintonia con i tempi che viviamo, non so come la vedi tu, per me è così. Siamo in un'epoca di questo tipo dove accanto agli atti di fede esiste l'inquisizione, l'eretico, eccetera, eccetera. Tu, Sì. professore, te ne intendi, ne sai qualcosa perché hai passato una vita nell'accademia più ufficiale, no? Quella della Università Bocconi, e mi viene da dire, ciò nonostante hai coltivato un pensiero eretico, cioè semplicemente non allineato, diverso, che cerca di approfondire, che cerca di uscire dai binari prestabiliti, non per essere eccentrico, ma per andare alla radice delle questioni e ritrovare un senso profondo, no? Non un senso imposto dall'esterno, da chiunque sia il potere di turno o i poteri di turno, o i poteri anche persistenti e dominanti, con continuità. Ho detto questo perché la tua riflessione mi induce a queste considerazioni, professore. Quindi d'ora in avanti, intanto per essere pratici, ci troveremo a quest'ora, se tu sei d'accordo, ma credo di sì perché ci siamo più o meno già accordati. Quindi alle 10:30 del venerdì, invece che alle 9, 8:30, 9, come eravamo soliti fare, in questa nuova collocazione di Auto da Fè avremo il nostro colloquio con il professor Pezzani. Quindi non perdo ulteriormente tempo, perché stamattina tra l'altro abbiamo una mezz'ora in più, potremo anche sentire le telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori e i messaggi via WhatsApp. Ricordo che i messaggi li potete già mandare al 340 6709 659, anche audio, e poi quando apriremo le linee segnatevi il numero 02 92 94 7222 02 92 94 7222. Intanto però, professore, ci sono tantissime cose delle quali io vorrei parlare con te. Tu mi hai dato 2 indicazioni bibliografiche delle quali poi parleremo più in dettaglio e che vorrei condividere con chi ci ascolta naturalmente, perché sono 2 libri che stai leggendo e credo possano essere utili letture anche per noi tutti. Ma ti sei occupato in questo lasso di tempo nel quale non ci siamo sentiti di svariate cose. Io vorrei partire, se tu sei d'accordo, da un tuo articolo pubblicato su ilsussidiario.net a proposito del premio Nobel per l'economia. Ne avevamo già parlato sotto diversi punti di vista. Il premio Nobel per l'economia, ci spieghi tu a chi è andato e quali considerazioni ti ha ispirato. Dopodiché sull'opinione delle libertà è stato pubblicato un altro bell'articolo del nostro professor Fabrizio Pezzani a proposito del fatto che stiamo passando, e questo si collega anche alla questione dei Nobel assegnati quest'anno, stiamo passando attraverso una crisi che non è semplicemente economica ma antropologica. È un altro degli temi che abbiamo spesso, no, affrontato e attraversato. E poi c'è un'altra indicazione bibliografica, questa volta si tratta di un libro che conoscono tutti, perlomeno sotto il profilo del titolo, forse non tutti l'hanno letto, La banalità del male di Hannah Arendt, pubblicato nell'ormai lontano 1963, che tu riproponi e poi ci spiegherai il perché. Professore, ti chiedo perdono perché ho affastellato tantissime cose, però se tu sei d'accordo io partirei dal premio Nobel per l'economia, che è andato a 3 studiosi. Per quale motivo e che cosa ti ha ispirato questa attribuzione del premio? Insomma, io ho fatto quell'articolo in cui dicevo i Nobel per l'economia scoprono l'acqua calda, ed effettivamente così. Alcune precisazioni per gli ascoltatori che possono capire. Innanzitutto il premio Nobel non è un premio assegnato da Alfred Nobel, ma dall'Accademia di Svezia, e quindi nasce nel 1969. Scusate. Alfred Nobel, che fu l'inventore della dinamite, ebbe paura di essere considerato una sorta di evento malefico, proprio perché il fratello, tra l'altro di Nobel, morì a seguito dell'uso della dinamite. Quindi lui fece questa fondazione definendo 5 premi Nobel
3 di tipo più fisico, quindi la chimica, la medicina e la fisica, e 2 letterari, diciamo, o comunque legati all'uomo, che sono la letteratura e il premio per la pace. Sostanzialmente il motivo per cui lui in modo olografo scrisse che questi premi andavano dati con i soldi della fondazione che aveva creato tutti gli anni per quelle persone che più avevano contribuito allo sviluppo di una società uguale, di una società pacifica e di una società che mettesse al primo punto il rispetto dell'uomo, l'uomo come persona. Quando venne interessante l'aspetto che lui scrisse in merito al premio per la pace, in cui diceva che questo premio deve essere consegnato alla persona che più ha fatto per la pace, che più si è adoperata per ridurre le guerre e gli eserciti. No? Ora, in realtà, quando venne fuori il premio Nobel per l'economia, finanziato dall'Accademia di Svezia, si collocava fra i 2. Allora, i 3, chimica, fisica e medicina, sono premi immisurabili, perché chi trova un'invenzione in chimica o in fisica o una particolare cura nell'ambito della medicina sono premi immisurabili. Diventa più difficile perché è maggiore la discrezionalità nella scelta della letteratura, che non puoi premiare uno perché ha scritto molti libri, ma per l'emozionalità, per il contributo al senso sociale. E la pace. E la pace qui è curioso, perché il premio della pace venne dato in questi anni, insomma, almeno 3 volte agli Stati Uniti, Jimmy Carter, Al Gore e Obama, che sono rappresentanti della nazione più guerrafondaia del mondo, tant'è che il 50% delle spese mondiali in armi sono degli Stati Uniti. Il premio Nobel in economia nasce, come ho detto, nel 69, e dal 69 ad oggi ben 54 volte il premio Nobel è andato a studiosi degli Stati Uniti. Peraltro l'ultimo premio Nobel è andato a 3 studiosi degli Stati Uniti. E quindi fa specie che il premio Nobel per l'economia sia stato sistematicamente assegnato a studiosi di un paese in cui quel modello economico sta collassando, perché gli Stati Uniti sono arrivati alla fine di un loro ciclo, di un loro periodo. Il mondo non è più unipolare ma bipolare, ci sono degli antagonisti forti come i BRICS rispetto agli Stati Uniti, e la loro posizione di aver sposato la finanza come strumento di arricchimento li ha indeboliti, creando un debito che sembra di difficile estinzione. Ora, ecco, professore, è interessante anche il motivo per cui hanno attribuito il Nobel a Acemoglu, Johnson e Robinson, cioè i 3 studiosi, il primo credo di origini turche, comunque statunitensi. Per quale motivo? Con quali motivazioni? Allora, la motivazione per cui viene assegnato questo premio Nobel, ed è il primo, assieme a qualcun altro, ma in modo più discreto, che si allontana dalla finanza. Ma il premio Nobel che viene dato a loro ha poco a che fare con l'economia, perché si occupano di crescita, di origine, di crescita, sviluppo delle civiltà, delle società e del loro collasso e del loro declino. Ora, in realtà questo tema è un tema tipicamente sociologico e antropologico, ed è stato affrontato da tanti anni da studiosi profondi, a cominciare da Gian Battista Vigo, che nel 1711 scriveva in Storia Nuova, cioè diceva che la storia si ripete perché chi fa la storia è l'uomo, e la natura dell'uomo che oscilla perennemente tra l'eros, cioè tra l'amore, e la thanatos, cioè la guerra. Quindi Vico per primo distinse dei periodi storici tra il periodo degli dei, il periodo degli eroi
è il periodo degli uomini barbari, sostanzialmente, il periodo degli uomini barbari che è identificato col periodo in cui viviamo noi. Altri studiosi importanti che si occuparono della storia delle civiltà, andando a analizzare 30 secoli di storia, come Sorokin, che è stato il fondatore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Harvard del 1930, e venne considerato il più grande sociologo della storia. Lui studiò 30 secoli di storia cercando di capire la nascita, lo sviluppo e il declino delle società, e questo avviene, come diceva Vico, sempre allo stesso modo, no? Per cui anche Arnold Toynbee, studioso delle civiltà, che scrisse la natura la madre terra e la natura dell'uomo, esaminando l'evoluzione delle società dagli egiziani in poi, e questa gente ha scritto 50 anni fa in modo esatto come siamo oggi, cioè nel 1947 Toynbee nel libro Civiltà al paragone scriveva 1947, alla fine di questa guerra seconda fratricida tra gli europei, noi consegniamo il bastone di comando dell'ecumene del mondo agli Stati Uniti. Ma nel momento in cui scrivo credo che questo non durerà più di 3 generazioni, perché il futuro sarà scritto dall'estremo oriente, 1947. Quindi ha descritto perfettamente la situazione, come Sorokin ha descritto perfettamente l'alternarsi di periodi storici, e quindi un periodo storico ideazionale, idealista e materialista. E quindi già nel 1941 lui scriveva il libro La crisi del nostro tempo, evidenziando come noi stessimo entrando in una crisi antropologica, e cioè fossimo entrati in un periodo materialista dove prevale l'interesse personale, la finanza, l'appropriazione indebita, il fatto che il furto sia considerato legittimo, la ricerca dell'interesse personale anche a costo di fare comportamenti illeciti, la denatalità. Quindi tutti questi fatti lui lo scriveva nel 1941, e 1941 scriveva che le attività che avrebbero avuto più successo sarebbero state l'arte di accumulare denaro, l'arte culinaria e l'arte di tagliare i capelli. Questo era il 1941. Quindi questa gente ha scritto già tutto, il problema è andarseli a leggere. E questi 3 premi sostanzialmente che cosa fanno? Non vanno che a riprendere dei lavori senza conoscerli peraltro, perché nessuno dei 3 cita i Sorokin, cita i Toynbee, cita i Guardini, cita gli Urs von Balthasar, cita Giambattista Vico. Questi non hanno coscienza storica e quindi si occupano di andare a vedere il collasso delle società. Guarda caso, come io ho suggerito nell'articolo, dovrebbero occuparsi del collasso della società in cui vivono, studiano e mangiano, che è quella degli Stati Uniti. E quindi è curioso che in una fase di collasso dell'Occidente e di collasso degli Stati Uniti, perché sono un paese da anni in grande difficoltà sociale, perché sono un paese con una altissima disuguaglianza che non ha precedenti nella loro storia e un'altissima fascia di povertà. Stiamo parlando di 130-140 milioni di persone, in parte sotto il livello della povertà, in parte non sono in grado di accedere ai bisogni primari come quelli della sanità, come quelli del cibo. Insomma, ci sono delle patologie sociali negli Stati Uniti che sono esplosive, e quindi questo è curioso che diano un premio all'Accademia delle Scienze a una materia. L'economia non ha nulla a che fare con il collasso delle civiltà. Ecco, professore, però c'è un aspetto interessante che tu sottolinei nel tuo articolo sul commento ai premi Nobel per l'economia 2024 e che vedo anche nei commenti che sono comparsi su riviste di settore, eccetera. Prendo su tutte la voce.info, no? Che ha analizzato i contributi fondamentali dei 3 vincitori del premio Nobel.
e ha sottolineato questo aspetto sul quale chiedo la tua opinione, il tuo punto di vista. No? Questi studiosi hanno portato, è il motivo per cui hanno vinto il premio Nobel, hanno portato al centro dell'analisi economica due dimensioni, la politica e la storia, no? Perché sostanzialmente hanno studiato l'impatto delle istituzioni sul benessere e sulla crescita economica, sotto un punto di vista molto particolare, cioè loro hanno sottolineato in uno studio già del 2001 che le istituzioni politiche che le potenze europee hanno imposto sui paesi colonizzati hanno influenzato la crescita dei paesi colonizzati anche dopo che hanno raggiunto l'indipendenza. Cioè è una sorta di rivalutazione dell'opera di colonizzazione. C'è stata tutta la retorica nei decenni dagli anni 50-60 in avanti della decolonizzazione, mentre questi studiosi dicono in sostanza ma le istituzioni che diciamo i paesi colonizzatori hanno portato non sono state così male per l'economia e quindi diciamo è un filone, tu giustamente dici ci aveva già pensato Vico tanto tempo fa, questi qui hanno scoperto l'acqua calda, però secondo te questo è un filone da coltivare o è un filone totalmente arido, quello di capire come le istituzioni possano influenzare l'economia reale? Allora, che le istituzioni possano influenzare l'economia reale è certamente un campo di interesse, a condizione che si prenda l'economia come mezzo e non come fine, per cui il problema vero della crisi che noi stiamo affrontando è quello di avere portato l'economia, che è una scienza strumentale, a un ruolo di scienza finalistica. Cioè, in altri termini, la gente non guadagna per vivere, ma vive per guadagnare. E quindi cambiano i fini e i mezzi, cioè se vivi per guadagnare, la vita diventa uno strumento di consumo che puoi utilizzare per massimizzare un guadagno, quindi puoi vendere la tua vita in un qualche modo o puoi vendere parti della tua vita. Può succedere che per comprare una borsa o per comprare un oggetto del desiderio le ragazze siano disponibili a cedere le proprie intimità, insomma, no? Quindi questo è un aspetto importante. Sicuramente le istituzioni sono, a seconda di come le istituzioni si evolvono, è fondamentale questo aspetto, perché il collasso delle società avviene sempre allo stesso modo. Io ho fatto questa analisi che ti avevo girato, credo, sul collasso dell'impero romano d'Occidente nel 400 d.C., dell'impero romano d'Oriente nel 1400 d.C., dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti. Che cosa si vede? Si vede che in tutti i casi indipendentemente, c'è una coincidenza di elementi che sono la denatalità, che sono il crollo della moralità, che sono il crollo della capacità della elite al governo di far avanzare la società, e quindi sostanzialmente il collasso avviene quando il cambio delle elite al governo si sposta da elite che pensano al bene comune a elite che pensano al bene personale, e quindi le istituzioni a questo punto diventano uno strumento in mano delle elite per accrescere il potere personale e la ricchezza personale, e questo si traduce in disuguaglianza, in povertà e in disoccupazione. Questo è l'effetto che colpisce unitamente alla denatalità, unitamente alla corruzione, eccetera, e questo è il passaggio, per esempio, che ha determinato la fine del tardo impero romano per andare al Medioevo. Quindi questi passaggi, noi siamo in una fase barbarica, no? Dove prevale l'avidità, prevale l'immoralità, prevale l'istituzione in quanto tale viene assorbita da valori negativi. Quindi è vero, l'istituzione influenza l'economia, ma influenza la vita sociale, ma è il modello culturale di un determinato periodo storico che arriva al capolinea, e tutti questi grandi studiosi ti dicono che alla fine di un periodo barbaro bisogna ritornare al periodo degli dei, cioè a ripensare in modo spirituale, a ripensare all'uomo come persona e non come mezzo, all'economia come mezzo e non come fine.
E quindi è questo passaggio fondamentale che sottolineano quelli che hanno studiato 30 secoli di storia, in cui la storia avviene sempre allo stesso modo. E quello che meraviglia, questi qua hanno scoperto l'acqua calda, insomma, no? Cioè esaminando la storia, il collasso delle grandi società, sono sempre uguali, insomma, l'Unione Sovietica con Brezhnev, Cerninko, Andropov, Gorbaciov, alla fine si era ossificata, le società si ossificano e quindi non prendono più, non riescono a capire i cambiamenti ambientali e continuano a fare le cose come prima. È questo che crea il collasso della società, di conseguenza il collasso dell'economia. Allora, se noi guardiamo gli Stati Uniti, hanno 36 mila miliardi di debito e 27 mila miliardi di PIL, con un debito che sta crescendo di più rispetto al PIL, e questo sono 100 mila miliardi all'anno di interessi passivi, e questo dipende non dall'economia, dipende dalle istituzioni, cioè dipende da un modello di governance del paese che non è più coerente con una necessità imposta da cambiamenti ambientali. Per quanto riguarda la colonizzazione, io non sono d'accordo su questo punto, perché se andiamo a vedere le modalità con cui le più forti autorità, fra virgolette, governi colonialisti, prendiamo l'Inghilterra che ha sottomesso l'India che non ha avuto dei grandi riscontri dalla colonizzazione inglese. Gandhi ha dovuto fare una rivoluzione della fame per avere ed è passata all'indipendenza nel 1947, se fosse stata per gli inglesi l'avrebbero tenuta lì fino alla fine. Guardavo l'altro giorno l'Australia, allo stesso modo. L'Australia è stata considerata una colonia penale, perché è iniziata la colonizzazione dell'Australia con l'invio di carcerati, e quindi c'è stata poi un'azione violenta da parte degli inglesi nei confronti degli aborigeni e che li hanno voluti, fra virgolette, fare diventare inglesi, un po' come la storia di Porto la democrazia. Allora, se mi vengono a dire che le azioni, se questi tre studiosi mi vengono a dire che l'esportazione della democrazia è stato un risultato di miglioramento delle colonie, evidentemente è un'affermazione vergognosa. Il fatto che la Francia abbia colonizzato e usato parte dell'Africa usando le materie prime, allora, fondamentalmente partiamo dalle prime colonizzazioni, quelle della Spagna, dell'America Latina, eccetera, dell'Olanda, in India e dell'Inghilterra un po' in tutto il mondo, in Cina. L'Inghilterra è riuscita a fare la guerra alla Cina per il consumo d'oppio, e quindi queste colonizzazioni io non ne vedo una che... Ecco, professore, fammi fare un'osservazione sulla scorta di quello che stai dicendo, poi andiamo verso la pausa delle 11 tra poco e poi apriamo anche le linee, ma abbiamo tante altre cose da affrontare e mi piacerebbe farlo, però il tuo ragionamento mi induce a una considerazione. Tu hai scritto un articolo tempo fa su Hjalmar Schacht, no? Per chi non lo conoscesse, Hjalmar Schacht è stato un economista e politico tedesco, presidente della Banca Centrale tedesca, della Reichsbank, e ministro dell'economia nella Germania nazista dal 1934 al 1937. Ora mi veniva questa considerazione. Non è detto che le istituzioni dei paesi colonizzatori, appunto occidentali, la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti, perché i tre studiosi che hanno vinto il Nobel dicono che sostanzialmente, a prescindere da quali siano i paesi colonizzatori, ma guarda caso sono tutti paesi occidentali, comunque gli effetti della colonizzazione sono positivi, perché introducono, appunto, esportano la democrazia, le istituzioni cosiddette democratiche. Allora mi viene da dire, ma non è affatto vero che l'economia per andare bene debba essere legata a istituzioni democratiche, cioè non è necessario che sia così. Sotto la Germania nazista, che di democratico non c'aveva proprio niente, l'economia andava benissimo con il ministro Schacht, no? Certo.
Quindi non è detto che le istituzioni generino automaticamente un'economia sana o viceversa. L'economia può andare benissimo anche sotto regimi dittatoriali. Questo naturalmente non ci induce ad auspicare che ci siano regimi dittatoriali, perché dal mio punto di vista, non so come la pensi tu, l'assetto, diciamo, istituzionale migliore è quello del piccolo. I poteri devono essere portati più vicino possibile alle comunità, perché mano a mano che si ampliano gli stati diventano qualcosa di problematico e di negativo. E quindi inducono alla dittatura. Allora, la Germania di Hitler poteva funzionare perché era relativamente compatta, ma era una dittatura. Se tu invece dai il potere alle singole realtà comunitarie locali, le più piccole, A è più controllabile, B è più visibile, C è più umano, è più razionale, è più economico e ha meno tentazioni di grandezza, di autoritarismo, di dittatura. Non so se mi spiego. Piccolo e bello, secondo me, ancora oggi, alla faccia della globalizzazione. Io non ci credo più a quelle favole lì. No, allora, i casi della Germania, i casi dell'Italia, i casi della Cina, i casi della Russia, no? Quindi noi abbiamo avuto dei governi autoritari. In Germania abbiamo avuto il nazismo, in Italia abbiamo avuto il fascismo, in Russia abbiamo avuto il bolscevismo e in Cina abbiamo un'autorità molto forte. No? Allora, c'è da dire che in tutti questi casi, in particolare in Germania e in Italia, ci sono state delle, tra virgolette, rivoluzioni economiche seguenti a un periodo di forte disassestamento, insomma, no? Cioè il fascismo non sarebbe stato forte in Italia se non si fosse fondato sui drammi creati dalla Prima Guerra Mondiale. I primi anni del fascismo sono stati anni illuminati perché diede inizio all'IRE, alla ricostruzione industriale, ci fu la mobilitazione del sindacato, Gentile venne nominato ministro, insomma i primi anni furono anni in cui sia Hitler sia Mussolini nominarono delle figure al governo, degli intellettuali non conformisti. Ma mi viene in mente anche per esempio Pareto, Vilfredo Pareto, padre della sociologia moderna italiana, che tutto sommato diceva qua ci voleva la rivoluzione fascista, no? Anche sotto il profilo economico. Sì. Tanto per essere onesti, chiari, poi nessuno di noi auspica il ritorno del fascismo ovviamente, però se vogliamo trarre delle lezioni dalla storia dobbiamo guardare la storia con una certa oggettività, non con i paraocchi. No, ma hai ragione, ma allora, Einstein diceva che la democrazia è un pendolo che oscilla continuamente tra l'autoritarismo e non saprei adesso. Professore, scusami, abbiamo una tassativa pausa perché sennò il regista mi mozza le orecchie. Ci sentiamo tra un minuto. Ok. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
Esatto. Allora, l'Orchestra Sinfonica di Barcellona ci ha fatto sentire una suite dalla Carmen di Bizet. Bizet perché l'abbiamo scelto perché nasceva oggi. Georges Bizet nasceva a Parigi il 25 ottobre oggi del 1838, compositore, pianista, la celeberrima Carmen, più o meno ce l'hanno in testa tutti. Intanto, professor Pezzani, torniamo a noi. Allora, dicevamo, di fondo però uno dice alla fine, ma la storia è maestra di vita da questo punto di vista allora o no? Perché era buono un pezzo di fascismo? Non è male la dittatura cinese, le istituzioni coloniali fanno il bene dei paesi colonizzati, la democrazia è occidentale è il top che esista, dobbiamo esportarla. Cioè, uno mette insieme tutto e dice, quindi qual è la soluzione ideale? Qual è la morale della favola? Cosa Allora, impariamo dalla storia? Impariamo niente o impariamo solo quello che vogliamo no, imparare per allora, legittimare il potere del momento? la storia è fondamentale per capire la sua ciclicità. La storia si ripete, come diceva Giambattista Vico. Allora, i casi che noi abbiamo citato, Einstein, dicevo, sottolineavo prima, diceva Sì. la democrazia è una specie di pendolo che oscilla continuamente tra il totalitarismo e il pluralismo, cioè la mancanza di governo, insomma, no? Quindi in realtà i casi che abbiamo citato, quello della Germania di Hitler e il fascismo, nascono forme autoritarie di fronte a un sistema che è completamente disarcionato da un senso di istituzioni sono saltate, insomma, Hitler va al potere perché la Germania di Weimar, i tedeschi, c'era un'inflazione pazzesca, andavano a comprare il pane con una carretta di marchi di carta, insomma, no? C'era una disoccupazione di 8 milioni di persone e l'azione fatta da questo grande maestro dell'economia, Hjalmar Schacht, portò la disoccupazione da 8 milioni a 400 mila e quindi fece una grande Germania. Poi è chiaro che anche il fascismo all'inizio fu operante in modo positivo, poi quando Mussolini ha cominciato a circondarsi di persone non idonee, ma soprattutto di persone disposte a dirgli sempre di sì, e come Hitler, è chiaro che poi è diventata la fine, cioè certe forme di autoritarismo si pongono quando il sistema si sta spaccando sostanzialmente, no? E lì può succedere questa forma. L'autoritarismo cinese nasce dalla rivoluzione di Mao e quindi il problema è legato anche alla loro storia. Questo sostanzialmente che cosa ci dice? Che le istituzioni sono in continuo movimento e si evolvono in continuazione, quindi da situazioni di difficoltà nascono situazioni migliori e queste situazioni migliori però non durano all'infinito, perché oltre a un certo punto l'interesse personale tende a prevalere sull'interesse del bene comune, e questo è sempre stato così, e cioè alla fine di una guerra il dolore della guerra, il dolore degli avvenimenti portano le persone ad essere più solidari, più solidarietà. Pensiamo al grande boom economico italiano del dopoguerra, venivamo da una guerra terribile che aveva distrutto tutto, da un'esperienza fascista estremamente vincolante, pericolosa, insomma, no? Però gli italiani hanno saputo ricucire il dramma e hanno dato luogo al boom economico. E così Ecco, è stato professore, ti così. interrompo perché c'è una telefonata. Intanto ne approfitto per ricordare, appunto, adesso abbiamo le linee, c'è una telefonata già in attesa. Chi vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 7222, via WhatsApp anche audio al 340 6709 659. Poi ti giro anche un messaggio via WhatsApp. Intanto sentiamo chi è in linea. Pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno professore. La prima domanda secca che volevo chiederle, dato che lei ne sa senz'altro più di me, è come si spiega il fatto che il ministro dell'economia nazista Hjalmar Schacht
fosse un ebreo alla corte di Hitler. Sinceramente mi interesserebbe sapere il suo favore, il suo parere. Quanto alla politica che poi fece la Germania, noi la condanniamo sempre per il fatto di aver invaso altre nazioni, la Polonia, l'Ungheria, tutte le altre nazioni che sappiamo, ma se andiamo a vedere bene le cose, Hitler non faceva altro che fare quello che gli inglesi facevano da secoli, quello che gli spagnoli facevano da secoli, quelli che gli olandesi facevano da secoli e quello che gli italiani avevano appena incominciato a fare, e infatti fummo sanzionati anche noi perché abbiamo osato farci le nostre colonie come ci insegnava la grande democrazia anglosassone, che però non mi risulta sia diventato un impero per aver fatto votare i coloni, i colonizzati, e per aver chiesto se volevano appartenere alla corona inglese, no? E poi un'ultima cosa, l'ultima colonia che è rimasta in questo mondo direi che è lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele, che questa radio si dimentica sempre di menzionare, perlomeno nei suoi primi anni, cioè dal 1897 al 1948, è stato reso possibile dall'interessamento degli inglesi, che l'hanno lasciato in stecca ai coloni ebrei e hanno fatto una pulizia etnica mica da ridere, e lo vediamo anche, l'abbiamo visto, questo ruolo dello Stato di Israele a favore della potenza britannica nella guerra del canale per il canale di Suez del 56, quando intervenne lo Stato di Israele a fianco di Francia e Inghilterra e fu messo a tacere dagli Stati Uniti. Grazie. Quindi in sintesi, speriamo che torni Hitler e faccia fuori tutti gli ebrei rimasti, diciamo così, per sintetizzare il pensiero del nostro amico ascoltatore. Tra l'altro che Yad Mashat sia ebreo non è affatto vero. Si vocifera, vedo su siti diciamo un po' particolari, era probabilmente, scrive qualcuno, di origine ebraica. Non mi risulta e non vedo dove sia il fatto determinante. Però insomma, professore, lasciate la parola. Mi sono permesso di intervenire perché il nostro amico, conosco il background ideologico, diciamo, della persona che ha appena chiamato, quindi mi sono permesso di fare questa chiosa in totale schiettezza, diciamo così. Prego, professor Bazzani. Di Al-Mashak non è così rilevante, è certo che Hitler aveva quella posizione, ma è chiaro che in certi casi ci passava sopra se fosse così, insomma. Anche perché, chiedo scusa, professore, ma una delle amanti del Duce più importanti, Margherita Sarfatti, che ha generato tutta la fioritura artistica del primo fascismo e del Novecento italiano, dell'arte italiana, era ebrea. Quindi? Allora? No, quindi cioè, io credo che... Fatemi capire dove portano queste osservazioni, perché io non l'ho mai capito, sono un poveraccio da questo punto di vista, intellettualmente non ho mai capito a dove mirano queste considerazioni. Comunque, chiudo la parentesi. Degli interessi e delle debolezze umane, insomma, no? Cioè se io ho una persona capace e brava, posso passare sopra perché la sua utilità è più conveniente rispetto al fatto che io lo ignori, è puramente un discorso di utilità personale, per cui alla fine Schacht, come diceva Keynes, è stato un grandissimo, un genio dell'economia, cioè questo qua in 5 anni ha messo in piedi la Germania di Hitler, poi lui si è dimesso perché era contrario alla guerra ed era contrario per un motivo economico, e cioè diceva che la guerra avrebbe generato inflazione e questo non era tollerabile dal punto di vista dell'economista, tant'è che nel 1937 lui se ne va, no? Scusa? Nel 1937 lui se ne va dal Ministero dell'Economia, molla il colpo. Sì, non finisce di dire la sua storia. Lui se ne va nel 1937, d'accordo? Ma per questo disaccordo sull'economia, non so se lui fosse favorevole alla guerra, questo non c'è scritto. Certamente non era favorevole alla guerra in quanto avrebbe generato, secondo lui, un aumento di inflazione, e questo era il grande problema che i tedeschi hanno da sempre, ancora adesso, perché durante la Repubblica di Weimar un marco di carta non valeva nulla, andavano a comprare il pane con dei chili di carta, insomma. Quindi la paura dell'inflazione generò l'autoritarismo, fu certamente una molla importante per far scendere
Hitler a cancelliere nel 1933. Per cui Hjalmar Schacht lascia nel 1937, ma non finisce lì, perché lui finirà fra i condannabili al processo di Norimberga, e venne salvato dagli amici massoni, venne salvato dal rischio di pena di morte. Poi lui che cosa fece, Hjalmar Schacht? Fece una società di consulenza per risollevare le economie in stato di difficoltà, sperimentando quello che aveva fatto in Germania. Quindi assistette l'Egitto, assistette l'India, diede dei risultati importanti anche in Pakistan, credo, e quindi lui fu questa figura. Hitler fece quello che fece, insomma, no? E quindi entriamo in una situazione, diciamo, anche altre potenze hanno fatto questo, insomma, no? Ma questo non vuol dire che sia stato un bene, insomma, no? E quindi abbiamo visto come questo ha generato di fatto un intervento violento nel mondo, la seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda la colonizzazione, io sono d'accordo da questo punto di vista. Io non riesco a vedere un evento colonizzatore che abbia portato delle istituzioni democratiche. Perché? Ma per un motivo molto semplice, perché un eventuale colonizzatore che portasse delle, fra virgolette, che ha evidentemente degli interessi nelle colonie che sta governando, il fatto che porti una democrazia inevitabilmente riduce il suo potere, inevitabilmente riduce la sua capacità di muoversi all'interno di quella istituzione. Prendiamo l'India. L'India è stata la più evidente colonia inglese. L'India ha arricchito gli inglesi all'infinito con la Compagnia delle Indie, li ha arricchiti con le lane, con le sete, con il cashmere, con tutto quello che produceva, lasciandoli però in un estremo stato di bisogno, di povertà, di dissoluzione. Gli inglesi hanno in un qualche modo rubato molta ricchezza all'India, e soltanto il Gandhi che fa lo sciopero della fame, Gandhi fa il sciopero della fame per poter destabilizzare il paese. Gli inglesi hanno lasciato un paese, fra virgolette, distrutto, da ricostruire, insomma. Adesso l'India sta riprendendo un senso di recupero dopo anni di grande tribolazione. Il fatto di andare ad esportare la democrazia era un modo, fra virgolette, meno duro di dire che tu andavi a occupare un paese facendo quello che volevi tu, insomma, no? Il fatto di Professore, abbiamo una telefonata in attesa, mi segnalano dalla regia, e allora la sentiamo al volo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Cainarca. Complimenti al professore, una fonte veramente di saggezza e di informazioni. Vede, l'equivoco ebraico nasce, certo antisemitismo all'est, da un fatto, specialmente nell'est Europa è molto forte, perché si è associato, con basi storiche reali ovviamente, però diciamo in maniera distorta, l'ebraismo al bolscevismo. Allora, il peccato originale è che voi sapete tutti che Karl Marx non si chiamava Karl Marx, ma Mordecai Hirschel Haim, e veniva da antiche tradizioni rabbiniche, lo zio, il nonno era rabbino e tutto. Poi cambiarono il nome in Marx perché quando la famiglia, il padre Jacob si convertì al protestantesimo, cambiarono il nome in Marx. E tutti quanti gli autori, diciamo, della rivoluzione bolscevica, nella stragrandissima maggioranza, a cominciare dal signor Lev Davidovich Bronstein e Narte Trotsky, a Kamenev, tutti i nomi di battaglia che nascondevano i loro originali nomi ebraici, però non è che rappresentavano tutti gli ebrei, va bene? Anche se su 478 membri del comitato centrale del partito bolscevico,
l'80% erano ebrei. Dice questi sono il 2% della popolazione e l'80% del comitato centrale, e videro la rivoluzione bolscevica, tra l'altro non rivoluzione ma colpo di Stato, come un complotto degli ebrei, sbagliando, perché quindi non erano tutti ebrei. E da lì è nato il forte antisemitismo e che ha portato anche al potere Hitler. Questi sono dati storici incontrovertibili, perché con l'antisemitismo l'equazione ebraismo uguale bolscevismo era dato da dati reali di fatto, ma che però erano fuorvianti, perché l'antisemitismo è un'infezione dello spirito. Ecco il motivo del tanto antisemitismo all'est, perché proprio Marx, Trotsky, Kamel, Camille, tutti quanti quei bucani, che poi tra l'altro si sono ammazzati tra di loro con le purghe del 37, perché le rivoluzioni divorano sempre i loro figli. Ecco, tutto qua nasce da questo equivoco qua. Bolscevismo uguale ebraismo, perché tutti i grandi capi rivoluzionari del partito bolscevico erano ebrei, ma è una visione fuorviante. Ecco, grazie, scusate. No, grazie a lei. Allora, intanto ne approfitto per girarti un messaggio, professore, di Emilio da Milano, che sposta la questione su un altro tema, l'attenzione su un altro tema, per fortuna direi. Cosa pensa della rivoluzione economica di Milei? Riuscirà a sconfiggere la iperinflazione argentina adottando il dollaro come moneta nazionale? Non sarà un suicidio? E qui andiamo appunto al discorso che facevamo prima, le ricette economiche e le istituzioni e, diciamo così, l'ortodossia rispetto a determinati canoni, no? Liberismo, antiliberismo e via dicendo. Sono tutti schemi un po' vecchiotti secondo me, professore, però insomma Milei è riuscito a reinterpretare questo iperliberismo in chiave efficace, o riuscirà a farlo secondo te, o va incontro a un buco nero anche lui? Allora, a cosa devo rispondere? Alla prima domanda? A quello che vuoi, professore, qui siamo in una discussione estremamente libera. Poi però io vorrei farti una domanda secca sul federalismo, perché mi frulla in testa da tutta l'ora che stiamo discutendo, ma ci arriviamo dopo, allora, prima di chiudere. Rapidamente, il problema dell'antisemitismo, in realtà è vero, c'ha ragione, gran parte degli operatori della rivoluzione del 1917 erano legati a questo tipo di realtà. In realtà la rivoluzione fu una rivoluzione contro uno schiavismo che in effetti i zar avevano, insomma, no? Le persone e le campagne erano estremamente povere, c'era una grande povertà e come sempre nella storia le società saltano solo per due motivi: la guerra e la disuguaglianza. La guerra e la disuguaglianza. La rivoluzione francese è nata per disuguaglianza, la rivoluzione americana è nata per disuguaglianza, la rivoluzione russa è nata per disuguaglianza, e quindi anche la rivolta, e quindi riusciamo a riprendere anche Milei. Milei va al potere perché c'è stato un sistema economico molto corrotto però devo dirti, professore, non per interromperti ma per interloquire, che siccome mi ero occupato nel 2001 della crisi argentina, no? la terribile crisi del 2001, avevamo fatto una serie di trasmissioni qui alla vecchia Radio Padania, e devo dire che non c'è niente di nuovo sotto il sole in Argentina da 40-50 anni a questa parte, ma proprio niente di nuovo sotto il sole. No, il fatto dell'Argentina è curioso perché è ricca di materie prime. E la corruzione, e la ricchezza di materie prime, e la classe dirigente politica argentina schifosa, e la dollarizzazione. Già c'era il ministro Cavallo, te lo ricordi? Insomma, non c'è niente veramente di nuovo, né nel quadro di analisi, né nelle soluzioni proposte. No, diciamo quello che io vedo e sono, tra virgolette, dubbioso e critico, il fatto che lui stia applicando un modello liberista che è fallito, cioè è il modello applicato dalla scuola dei Chicago Boys al Cile, e Cile, quello di il Cile dei colonnelli, il Cile del regime militare, insomma, no? E, di Pinochet. Di Pinochet, il regime di Pinochet, d'accordo?
e la cura liberista dei Chicago Boys creò di fatto una distruzione del paese, e la stessa cosa oggi volerla applicare a una situazione dell'Argentina non è, insomma, è perdente in sé. Allora il risultato di Milei è che ha ridotto l'inflazione, ma è aumentato oltre il 50% le persone che sono al di sotto della povertà. Quindi sono cominciate le manifestazioni. Il problema è che la difficoltà di Milei è che non gli scoppi in mano il paese, perché quando a un certo punto tu tagli a destra e a sinistra, tagli anche la corruzione, ma tagli posti di lavoro, tagli occupazione, quindi il problema è che questa taglio molto secco, lui si presentava agli incontri con la motosega, insomma, no? Tanto per dare un'idea molto visiva del suo obiettivo. Il problema è che lui sta creando una massa importante di disoccupazione, di povertà, e quindi diciamo, se professore, che non la motosega aumenta è facile la usarla capacità sui di creare social, ma è molto più ricchezza. difficile usarla nella realtà. Com'è? Dico, la motosega, professore, è facile usarla sui social, che è il regno delle fesserie, ma nella realtà è un po' più difficile metterla all'opera in maniera Nella produttiva. realtà è molto più difficile. Lui adesso, per tagliare l'inflazione, sta aumentando il numero delle persone sulla soglia della povertà. Quindi queste a un certo punto non è che rimarranno lì infinito a dire la motosega, però se la motosega poi dopo non ci crea della ricchezza, e questo è un problema. La possiamo usare contro chi la impugnava prima, diciamo così. Sì, tanto poi non cambia niente lo stesso. Non cambia nulla. Io credo che lui stia correndo un grande rischio, perché un eventuale ulteriore aumento di povertà farà scattare degli scioperi, e l'altra cosa, devo dire, che non è molto piacevole da ricordare di Milei, è questo tentativo di recuperare l'immagine dei colonnelli, la famosa Argentina dei colonnelli. Quindi Milei sta riprendendo in modo più o meno coperto il tentativo di ridare ai colonnelli una loro immagine positiva, dopo tutto quello che hanno fatto, insomma, no? Quindi forse vuole l'appoggio della forza militare in un'azione di profonda destabilizzazione sociale. Ecco, Quindi, professore, siccome sono le 11:24 e dobbiamo tra un po' chiudere, chiudiamo anche le linee telefoniche e le chiamate. Se arriva qualche messaggio lo vediamo in coda. Comunque, volevo chiederti un paio di cose, perché a proposito di elezioni, di vittoria, di possibilità di cambiare le cose, tu mi hai mandato un grafico molto interessante di Goldman Sachs che ci porta su un'altra scena elettorale, la prossima avventura. Tra poco negli Stati Uniti si vota, come tutti sanno. Finché c'era Joe Biden, la Goldman Sachs, che è un po' più affidabile forse dei sondaggi mediamente che circolano, perché è più attenta, diciamo, all'utile, al ritorno di chi vince, alla utilità pratica della vittoria dell'uno o dell'altro, mettiamola così. La Goldman Sachs ci diceva, se non sbaglio, ma ti lascio il commento, che finché c'era Joe Biden era probabile che vincesse lui, paradossalmente. Da quando la candidata a presidente è Kamala Harris, pare che sia in vantaggio Trump, o sbaglio? No, è così, cioè, più che Goldman Sachs io ti direi guardiamo i bookmakers, perché i sondaggi d'opinione sono manipolabili, i bookmakers ci mettono i soldi. Meno. Quindi, ecco, i bookmakers danno 1,60 a Trump e 2,70 alla Harris, e quindi è molto forte, cioè se tu scommetti sulla Harris prendi 2,70, con Trump poco più di quello che ci hai messo, insomma, no? Quindi il dato dei bookmakers
credo che sia più realistico. Il fatto che Biden fosse un candidato possibile, io non ci credo, perché Biden è afflitto da una forma di demenza senile evidente, e qui è stata solo la capacità da parte dei media, che sono a loro volta comandati, di nascondere agli americani la verità, perché Biden ha cominciato a cadere quando saliva sull'aereo, ha cominciato a stringere le mani a destra e a sinistra nel vuoto, ha cominciato a non ricordarsi i nomi, a sbagliare i nomi. Allora, hanno ridotto al massimo le sue apparizioni e hanno fatto una operazione di manipolazione sistematica della verità e sono arrivati al punto da noi, se avessero potuto sarebbero andati avanti, ma in questa situazione di evidenza di Biden del suo stato di demenza senile non hanno più potuto farlo, insomma, per cui ci hanno rimesso l'Harris. Io non credo affatto che se Biden fosse rimasto sarebbe risultato vincente, perché nel momento in cui tu vai a uno scontro molto più forte, a campagne elettorali serrate, lui non era, secondo me, più in grado di sostenere dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico uno scontro di questo genere, insomma. Per cui, allora c'è un ascoltatore, Gianni, lo uso per chiudere, anzi no, non lo uso per chiudere perché volevo farti un'altra domanda secca, ma c'è un ascoltatore, il nostro amico carissimo Gianni da Genova, che ci scrive, chiedi al professor Pezzani se ritiene che nella mezz'ora di colloqui, naturalmente democraticamente segreti, tra Larry Fink, CEO di BlackRock, e il Presidente del Consiglio Meloni, si è parlato di bene comune. È una domanda super retorica quella che fa il nostro Gianni. Cosa dici, professore? No, assolutamente no, perché il bene comune è il bene comune di BlackRock, non è il bene comune che intende lui. BlackRock pensa Era al come suo quella bene battuta di comune. Abatantuono: chi è che disturba la mia pubblica quiete? Il bene comune è il mio bene, diciamo così. Sì, no. Allora, è evidente che la finanza globale ha in mano una gran parte delle sorti dell'Occidente. Se noi andassimo a vedere gli interventi di BlackRock in Italia, rimarremmo colpiti dall'estensione in cui questi fondi finanziari, il KKR, il Vanguard Fund, eccetera, insomma, no? I fondi di finanza americana hanno iniziato un processo di occupazione economica, ma questa occupazione economica è per i loro interessi, non per gli interessi dell'Italia. Per cui uno faceva questa osservazione: vabbè, BlackRock fa un investimento, poi fa la svelta, alza il rating e lo spread, e a questo punto si riprende con gli interessi quello che ci ha messo. Allora, è chiaro che la finanza è manipolata da gente che ha il potere di farlo, e questo risulta molto più pervasivo e molto più pericoloso per il bene comune di un paese, perché in questo modo il paese è continuamente sotto scacco. Questa è la realtà, perché se questi un domani mattina tu stai facendo Professore, dobbiamo chiuderla qua, dobbiamo salutarci. Okay. Quest'ora è volata via come niente. La domanda sul federalismo te la faccio la prossima volta, perché mi frulla in testa da ti voglio troppo dire tempo. una cosa, Giulio, che il federalismo è la storia di questo paese, punto. Ecco, poi lo riprendiamo, perché a me mi piace tanto un'idea che voglio vedere cosa ne pensi anche tu. Scusa l'anacoluto e la sintassi poco elegante, ma quello che è che è una frase che non vuol dire niente, ma fa Un bene ai giovani, abbraccio come a diceva un tutti altro. e non abbiate paura, insomma, di esprimere le vostre idee, soprattutto in questa radio. Grazie professor Pezzani, professor Fabrizio Pezzani, professore emerito dell'Università Bocconi, seguitelo ovunque, lo trovate facilmente anche sui mezzi di comunicazione online. Grazie professore. Grazie a voi tutti, buona fine settimana. Avete ascoltato Auto da Fè.